Buongiorno e buona domenica da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché si è verificato un incidente stradale in autostrada questa mattina, poco fa attorno alle 11. Le prime notizie parlano di 2 persone rimaste ferite nel corso di questo incidente. Siamo in A4 nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia sulla carreggiata est, coinvolti nel sinistro un fuoristrada e un'altra auto. Sul posto per i soccorsi un'eliambulanza, l'automedica, un'ambulanza proveniente da Gradisca, oltre ai vigili del fuoco di Gorizia. Questo per il momento quanto si sa appunto dell'incidente che si è verificato in A4 questa mattina. Ieri sera le squadre dei vigili del fuoco di Pordenone, assistite da unità cinofile della Protezione Civile, personale del soccorso alpino e volontari della Protezione Civile, hanno cercato una persona anziana che nel pomeriggio si era allontanata da casa. Dopo una prima ricognizione nelle strade vicine, i soccorritori hanno cercato a ridosso della linea ferroviaria, a circa 200 metri dall'abitazione. È stata trovata riversa sull'erba a bordo dei binari. La persona è stata affidata ai sanitari per le prime cure ed è stata poi riaccompagnata a casa. Nel primo semestre del 2021 il numero di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in regione nel settore privato è aumentato del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'incremento ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, con una maggiore incidenza per quanto riguarda le assunzioni a termine. Le assunzioni sono in forte ripresa a partire da marzo. Nel primo semestre del 2021 il numero di nuovi rapporti di lavoro dipendenti attivati in Friuli Venezia Giulia nel settore privato, esclusa l'agricoltura, è aumentato del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 15.500 unità in più. L'incremento ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, con una maggiore intensità per l'assunzione a termine, in somministrazione e stagionali. A renderlo noto il ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati INPS. Dopo un primo bimestre ancora contrassegnato da una tendenza negativa, infatti, i flussi in ingresso nel mercato del lavoro hanno cominciato a intensificarsi a partire da marzo, per poi superare anche i livelli del 2019 nel periodo maggio-giugno, in corrispondenza all'attenuarsi delle misure restrittive legate alla pandemia da Covid-19, che per alcune attività economiche sono state particolarmente pesanti. In parallelo sono aumentate le dimissioni volontarie del più 40%. In circa 5.300 corregionali hanno scelto di cambiare o migliorare la propria posizione lavorativa. Questo andamento potrebbe riflettere la fase ripresa del mercato del lavoro, che produce maggiori opportunità di cambiare impiego. Sarà il primo salone internazionale in presenza del settore della componentistica per il mobile. Stiamo parlando di SICAM, che a Pordenone dal 12 al 15 ottobre proporrà oltre 500 espositori, un quarto e più di questi proveniente dall'estero. Sospesa lo scorso anno per la situazione pandemica, aprirà martedì 12 ottobre in Fiera a Pordenone la 12ª edizione di SICAM, il Salone internazionale dei componenti, accessori e semilavorati per l'industria del mobile. Si tratta della prima fiera che si terrà in presenza a livello internazionale nel settore. Occuperemo sempre 10 padiglioni come 2 anni fa, visto che poi l'abbiamo posticipata dall'anno scorso a quest'anno. Abbiamo oltre 540 espositori, ci sono tutti i big del settore, ci sono aggiunti nuovi big, la fiera è piena in tutti i suoi spazi e ci aspettiamo anche visitatori non solo dall'Europa ma anche da fuori Europa. Il 28% delle realtà presenti arriverà dall'estero, con 53 aziende tedesche, 22 spagnole e 16 turche. Sarà una fiera nel segno della sicurezza e delle tutele. Grande attenzione è data infatti al rispetto dei protocolli sanitari, con 2 punti tamponi. Anche quest'anno il quartiere fieristico di Pordenone sarà integrato con una struttura temporanea supplementare, il padiglione 10, costruita e allestita appositamente per la manifestazione. Per Pordenone Fiere, che come annunciato dal presidente Renato Pugliatti, nonostante tutto chiuderà molto probabilmente il bilancio 2021 in positivo, sono in arrivo anche altre novità, con 2 padiglioni mobili. Utilissimi in almeno 5 manifestazioni ogni anno, e quindi saranno montati e smontati, ma saranno progettati, soprattutto la sottopavimentazione sarà progettata in modo che ci sia un montaggio e smontaggio rapido e anche meno costoso, naturalmente sicuro, e quindi avremo più spazio per poter ospitare le nostre migliori manifestazioni.
Nel 2023 EIOF farà tappa in Regione. La Giunta regionale ha approvato il quadro degli interventi previsti per il Comune di Tarvisio, che in particolare riguardano l'Arena Paruzzi. Il quadro economico dell'intervento è pari a 1.168.000 euro e di questa somma 1 milione di euro è stato messo a disposizione dalla Regione. Si tratta di un intervento multisportivo riservato agli sport invernali con caratteristiche analoghe ai Giochi Olimpici e che rappresenterà anche un'importante occasione di valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico. Arrivano da tutto il Friuli Venezia Giulia e ritornano da Austria e Slovenia i pellegrini diretti al santuario della Madonna di Barbana. Chiedono la grazia della salute in questo periodo di pandemia. La pandemia non ha fermato i pellegrini diretti al santuario di Barbana. Sì, nell'anno scorso un po' meno per conto della pandemia, però quest'anno sono più ritornati, diciamo, a frequentare il nostro santuario. I pellegrini da dove arrivano? Dal Friuli ma anche da fuori regione? Sì, dappertutto, anche non soltanto del Friuli, della nostra regione, ma anche di altri paesi come Austria, Slovenia, un po' dappertutto. Che cosa chiedono qui alla Madonna di Barbana? È una preghiera che loro fanno con il cuore, certamente chiedono la salute in questo momento di pandemia. Intanto i frati di Barbana continuano a lavorare, all'esterno abbiamo visto degli animali, poi lavori anche nel santuario. Sì, ci sono i lavori per la cura del santuario, per ricevere bene i pellegrini, tutto che è necessario. C'è anche un'area dedicata agli animali nello spazio esterno? Sì, sono animali diciamo semplici, c'è il pollaio soprattutto, niente di molto esotico diciamo. Il santuario, ricordiamolo, rimane aperto anche dopo l'estate per chi vuole venire a messa. Sì, il santuario, l'isola è sempre aperta, di solito è una tradizione a fine ottobre, però diciamo è sempre aperto il santuario, la chiesa è sempre aperta. Quanti sono i monaci presenti in questo momento sull'isola? Siamo 10 monaci, tra brasiliani e italiani. Ecco, adesso uno dei vostri fratelli, un monaci, andrà missionario. Sì, stiamo vedendo questo, la possibilità di un monaco nostro aiutare in Africa per lavoro pastorale. Certo che sta arrivando anche un monaco di Africa, un monaco sacerdote che è abitato già a Roma, che ci aiuterà e farà la sostituzione, diciamo, di questo monaco. C'è una nuova realtà che è pronta ad aprire i battenti a Udine. Si tratta dell'Accademia Internazionale del Musical che partirà il prossimo 18 ottobre, una realtà già presente in Italia da 14 anni con altre 6 sedi nel paese e una a Londra e a Udine con la direzione artistica di Enrico Sortino e la direzione didattica del friulano Nicola Fraccalaglio. L'Accademia si prepara al suo primo anno accademico con un'ampia offerta e concorsi intensivi anche nel weekend, oltre che al percorso professionalizzante della durata di 3 anni. Ed è tornato a Tricesimo per la 16ª volta il Festival Internazionale di Chitarra Acustica, Madame Guitar. 18 artisti di 4 continenti coinvolti in un ricco fine settimana di concerti di chitarra acustica, con 8 novità discografiche, una mostra di liuteria e folgoranti ritratti a tema musicale in diretta del pittore modenese Franco Ori. Sono i numeri di Madame Guitar, 16° Festival Internazionale di Chitarra Acustica in svolgimento a Tricesimo, a cura del Folk Club Butrio con supporto del Comune. È l'oramai abituale 3 giorni annuale dell'ultima settimana di settembre, lanciato nel 2006 dal direttore artistico del Folk Club Butrio, Marco Miconi, con il presupposto di dare a Tricesimo nuove opportunità di attrattiva e cultura, aspirazioni rivelatesi nel corso degli anni provvide di notorietà. Dopo la super edizione 2019 e quella necessariamente ridotta a causa della pandemia del 2020, quella appena ripartita ha i numeri dei giorni migliori grazie alla varietà di generi che vanno dal blues al jazz, dal tango al folk rock, dal fingerstyle alla musica etnica e alla canzone d'autore. A concludere il festival
Festival domenica 26 settembre ci sarà Guy Davis, noto chitarrista, banjonista, cantante nonché attore di talento statunitense, seguito secondo tradizione dal gran finale di Madame Guitar, con i protagonisti che vi hanno preso parte ad esibirsi tutti assieme. Alle 15 torna in campo l'Udinese al Friuli contro la Fiorentina. Vediamo cosa chiede Gotti ai suoi. Mi aspetto che ogni partita ci metta nelle condizioni di imparare dagli errori, dalle cose che non sono andate, che ci dia delle letture sempre migliori, che non venga intaccata la voglia di migliorare, di alzare il nostro livello e anche le nostre consapevolezze. Che tipo di partita di avversario si aspetta? Perché la Fiorentina è reduce a sua volta da un KO nell'infrasettimanale, però per un tempo ha messo in seria difficoltà l'Inter. Mi aspetto una partita con una Fiorentina estremamente aggressiva, come ha dimostrato appunto in queste prime partite e per lunghi tratti delle gare, e anche con giocatori di qualità. Vlahovic, pur giovane, sembra essere un attaccante completo che sa fare tutto, gol in primis. Con lui ci vuole come minimo la sua stessa determinazione e grande attenzione. Io credo che servirà la capacità di mettere in campo le nostre qualità e di farlo con dei toni agonistici alti. Gotti ha ancora alcuni ballottaggi da sciogliere, vediamo la probabile formazione con Deulofeu Pussetto in attacco o l'utilizzo di Beto accanto al catalano. A centrocampo dovrebbe essere fuori Molina, quindi Larsen Odoge sugli esterni, ma Kengo dal primo minuto in difesa. Nulla cambia rispetto a quanto visto nelle precedenti partite. La UEB Gesteco intanto è approdata in finale per giocarsi la Supercoppa di Serie B. Se la disputerà alle 15:30 contro Faenza, partita in differita questa sera su Telefriuli dalle 22. La UEB Gesteco vola in finale e si giocherà lì la Supercoppa di Lega Nazionale Pallacanestro per la Serie B contro Faenza. La Gesteco supera lo scoglio nella semifinale battendo per 72-66 la NPC Rieti. La formazione di coach Pillastrini spedisce 5 ragazzi in doppia cifra: Rota, Laudoni, Battistini, Chiera e Paesano, al termine di un match combattuto ma che la UEB ha sempre amministrato. Il finale dice 72-66, dunque con i parziali 21-17, 18-14, 16-16, 17-19. La finale si giocherà alle 15:30 in differita su Telefriuli dalle 22. È finita invece con una sconfitta per 84-73 contro Gruppo Mascio Treviglio la corsa alla Supercoppa di A2 per la più Old Wild West Udine. I bianconeri, dopo un avvio convincente, hanno subito le percentuali dell'arco dei bergamaschi cresciuti nella seconda parte di gara. Alle 23:30 Telefriuli trasmetterà la finale di A2 tra Giorgio Tesi Group Pistoia e Gruppo Mascio Treviglio, palla 2 alle 18. Grazie per aver seguito il nostro TG che torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio.